abbiamo preparato con il mio staff la zuppa di mele insane, cioè le melenzane, una zuppa avvelenata, uno dei miracoli di Sant'Antonio che resistette al potere del veleno delle piante, risorgendo insieme al miracolo dell'amicizia e del lavoro in comune. Il piatto per oggi è la lingua incorrotta, crostoni di cane, maionese, la lingua di vitello marinata con delle spezie. Il miracolo che abbiamo oggi è la mula in ginocchio, che ha fatto una riproduzione di un ragù tagliato al coltello con una vera qua di verdure, sempre carota, sedano e cipolla, tutto fatto a mano. Il miracolo sarebbe quello del bicchiere che ricompare. Noi proporremo un piccolo cestino da rompere, in modo da emulare quello che è il bicchiere che si rompe però poi ricompare in un certo senso. Quindi con questa cialdina da rompere con della crema, della frutta. Gli stessi ingredienti per fare la crema ce li ritroviamo poi in un bicchiere vero a forma di frappè, per finire insomma in freschezza. Tu n'écoutes pas ce que ton père te dit, non. Tu n'écoutes pas ce que ta mère te dit, non. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, non. Tu n'écoutes pas ce que les gens te disent, non. Tu dis tu sais pas, mais on te l'avait dit. Tu dis tu crois pas, mais on te l'avait dit. Tu n'entends pas, mais on te l'avait dit. Tu n'écoutes pas, mais on te l'avait dit. Ta mère t'a dit d'éviter les magouilles, et toi tu ne cesses de chercher les embrouilles. Tu traînes la nuit avec